Con l'allenatore del Valdagno una partita vinta nettamente, primo tempo più equilibrato, nel secondo tempo veramente la squadra del Valdagno ha giocato su grandi livelli, mi sembra. Sì, sappiamo che sarà una partita super difficile e credo che il due primo tiro del Sarzana sono 2 gol, ma la squadra ha reazionato bene. Credo che abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della temporada, sicuramente una delle prestazioni di squadra dove abbiamo sido una squadra. Io sono molto felice per questa vittoria, credo che è super meritoria della nostra parte e credo che è la meglio forma di terminare l'anno. Soprattutto con una grande intensità nel secondo tempo, il Sarzana ha avuto grandi difficoltà a trovare il modo anche di arrivare in attacco. Sì, quello è un po' il nostro modello di gioco. Ogni tanto non esce tan bene come lo alleniamo, lo aspettiamo, ma al fine oggi credo che abbiamo fatto un bel lavoro difensivo e anche offensivo, perché anche in attacco oggi abbiamo sido una squadra molto regrada, non so se ha l'espressione così, ma e quindi quando siamo così in attacco e dopo in difesa conseguimos essere molto di più pressionante. Non abbiamo preso quasi contrapiedi perché abbiamo terminato l'attacco sempre fermato della forma giusta che abbiamo lavorato e fino alla fine quando lavoriamo e noi lavoriamo tanto con tempo e con fiducia di loro il risultato arrivano.